Oggi incominciamo una serie di 7 incontri sui padri della Chiesa. Il primo sarà San Clemente Romano, Papa. Bene, padri della Chiesa, questi sconosciuti immagino. Chi sono i padri della Chiesa? Sono degli scrittori cristiani che vengono cronologicamente subito dopo gli Apostoli, quindi dal primo secolo, e li vedremo proprio in ordine cronologico. San Clemente Romano è proprio il più antico, dal primo secolo al settimo, ottavo secolo. Di solito alcuni considerano come l'ultimo padre della Chiesa, da considerare come l'ultimo dei padri, uno scrittore, noi diremmo oggi spagnolo, perché nasce nella penisola iberica, in una realtà visigotica, comunque insomma, che Isidoro di Siviglia, che vive nel settimo secolo, a cavallo del settimo, ottavo secolo. Poi qualcuno aggiunge anche Beda il Venerabile, un inglese che vive proprio nell'ottavo secolo. Ma basta che fossero scrittori cristiani? No, perché ci sono tanti altri scrittori, ma non sono ritenuti padri della Chiesa. I padri, per essere considerato padre, occorre anche altre 2 caratteristiche: la santità della vita e anche quello che hanno scritto, il loro pensiero, la loro teologia, che sia, ortodossa. Ortodossa vuol dire retta, giusta, corretta, una teologia, una retta fede, e quindi ecco le 3 caratteristiche: scrittori cristiani che si distinguono per la santità della vita, l'eccellenza e l'ortodossia del pensiero. E veniamo a Clemente Romano, che è Papa in quest'epoca qui, dall'88 al 97, muore nel 101, e uno fa subito una prima considerazione e dice: ma quindi ha finito di fare il Papa prima di morire? Allora dobbiamo dire una cosa, che le date per l'antichità, visto che mancano moltissime fonti, abbiamo pochissime fonti e notizie, quindi bisogna un po' ricostruirle, e quindi le date sono sempre un po' approssimative, anno più, anno meno. Per esempio ho trovato altre diciture che dicevano Papa dal 92 al 99, spostavano un po' più in là. Comunque sembra che effettivamente, vi ricordate quando Papa Benedetto ha dato le dimissioni? Si diceva le prime dimissioni della storia da parte di un Papa, c'era il precedente di Celestino V, ma c'è anche questo precedente che pare che appunto sia morto dopo abbia in qualche modo terminato il suo ministero pontificio prima di morire, non con la morte. È il quarto
papa, cioè il terzo successore di Pietro. Pietro che è morto anche qui in un anno compreso fra il 64 e il 67. Poi il successore è Lino, Papa Lino, che dura 9 anni, fa il Papa per 9 anni. Il terzo Papa è Anacleto o Cleto, a volte si trova Cleto, a volte Anacleto, che fa il Papa per 12 anni, e poi segue proprio Clemente, che resta in carica per 9 anni. Della vita e della morte di Clemente occorre essere molto onesti, non conosciamo nulla. Se fosse proprio così, fino in fondo non si capisce che cosa facciamo qui adesso, ecco. Ma vedrete, abbiamo pochissime notizie, tuttavia ci sono diverse leggende sulla sua vita, che sono fiorite a partire dal IV secolo, quindi 200 anni abbondanti, 200 anni dopo la sua morte. E le leggende cosa dicono? Ecco, riempiono quello che la storia non ci dice, le fonti non ci dicono. E durante la messa, celebrando la messa, Clemente converte la moglie di un personaggio molto importante alla corte dell'imperatore Nerva. Nerva è effettivamente un imperatore romano che è imperatore dall'anno 96 all'anno 98, proprio durante il pontificato di Clemente. Teodora, moglie di Sisinio, si converte, e dopo alcuni miracoli si converte anche lo stesso Sisinio, e con lui altri più di 400 cortigiani, persone importanti alla corte di Nerva. Ricordo questo episodio a cui fa riferimento questo affresco. Questo affresco è nella Basilica inferiore di San Clemente a Roma, che è dalle parti del Colosseo. Riprenderemo gli affreschi di questa basilica tra un attimo, ma qui accenno, visto che si parla subito della conversione di Teodora e di Sisinio, cosa è successo? È successo che, allora, la leggenda dice che durante la messa e le parole, l'omelia di Clemente, Teodora si converte e decide di farsi cristiana. Torna a casa, ma Sisinio, il marito, è sospettoso che in realtà questa conversione altro non sia che un tentativo di Clemente di addescare la moglie, e dunque lo fa fustigare. Lui giace, Clemente, per terra, svenuto, senza sensi, e decidono di seppellirlo, di farlo seppellire così com'è. Sisinio decide, chiama degli sgherri, i suoi aiutanti, per portare il corpo esangue di Clemente, di seppellirlo, ma loro non si accorgono che in realtà invece del corpo loro portano, senza accorgersi, una colonna pesantissima. Questo corpo che diventa pesantissimo in realtà è una colonna, e c'è questo affresco. È interessantissimo dal punto di vista storico per le parole che si sono scritte. L'affresco risale all'XI secolo ed è scritto, è la prima forma scritta di una lingua vernacola, del primo italiano, perché non è scritto proprio in latino. Eccolo qua, qui. Sisinio, che è questo personaggio che ordina ai suoi servi, e lì c'è scritto: figli delle pute traite, e quindi dà dei figli di buona donna ai suoi servi: portate via questo corpo. Ma in realtà
quando torneranno sul luogo dove avevano lasciato Clemente non ci sarà più. Traiano, l'imperatore che segue immediatamente Nerva, bandisce, come risposta, ecco che bandisce Clemente in esilio in Crimea, dove lì incomincia a compiere dei miracoli, a dissetare miracolosamente 2000 persone, molte si convertono, edificano chiese, e Traiano, l'imperatore Traiano, non contento di questa attività di Clemente, ordina che sia gettato in mare attaccato ad un'ancora di ferro al collo. Ma ogni anno il mare dove era stato annegato e gettato con l'ancora Clemente, il mare tutti gli anni si ritira lasciando scoperto il luogo dove giaceva Clemente. Nel frattempo si è miracolosamente edificato un sacrario, un tempio, un piccolo tempio, e lì la gente poteva andare in quell'occasione a venerare le reliquie, il corpo del santo Clemente. Anzi, c'è un particolare, una signora porta con sé il bambino, ma il mare torna al suo posto, e quando lei torna sulla spiaggia all'asciutto si accorge di non avere con sé il figlio e che è rimasto nel tempietto. E disperata, l'anno successivo deve aspettare l'anno successivo, quando si ritireranno nuovamente le acque, e miracolosamente, ritornando al tempietto, ritroverà il suo figlio sano e salvo e vivo. Però veniamo alla storia vera in questo caso. Gli evangelizzatori dei popoli slavi, i famosi fratelli, io dico famosi, io mi auguro che sia così anche per voi, i santi Cirillo e Metodio. Cirillo, anzi in realtà è Metodio, è qui, vabbè, insomma, ho preso per buona una notizia, non accorgendomi che in realtà è sbagliata, perché chi è andato a evangelizzare la Crimea non era Cirillo ma era Metodio, e ha ritrovato delle ossa e un'ancora in un tumulo, non in mezzo al mare, e vedendo le ossa e vedendo l'ancora ha immediatamente creduto che fossero le reliquie di Clemente e le ha portate con sé. La vicenda dei santi Cirillo e Metodio è rocambolesca. A un certo punto il Papa di allora li chiama a Roma e fa portare con sé, con loro, le reliquie di Clemente. E le reliquie verranno deposte nella basilica che portava già il suo nome. Esisteva già una basilica a Roma dedicata a San Clemente I, Papa, Clemente Romano, ma ecco che vengono deposte lì le reliquie sotto l'altare, insieme a quelle di un altro padre della Chiesa, sarà quello che affronteremo per secondo la volta prossima, Ignazio di Antiochia. Qui vi riporto alcuni affreschi che sono, se andate a Roma, ecco, uno dei luoghi che vale la pena visitare e che è fuori dal giro solito delle cose più note, proprio la Basilica inferiore di San Clemente, basilica paleocristiana, quindi risale ai primissimi secoli, III o IV secolo, e con degli affreschi. C'è una Madonna, questa dell'VIII secolo, una Ascensione del IX secolo, la discesa agli inferi. Questi affreschi sono precedenti all'arrivo delle reliquie portate da Cirillo e Metodio a Roma. Cristo fra gli angeli e i santi, questo invece è un affresco successivo, e qui ecco il miracolo nel mare di Azov, che è il mare di Crimea, dell'XI secolo, dove, non so se riuscite a distinguere, c'è il ritrovamento del bambino
questo è il tempietto, il bambino in braccio alla madre, ritrovato il popolo che fa festa, e poi la venerazione. Qui c'è un'ancora, questa è l'ancora, custodita dentro il tempio, oggetto, ecco, uno dei segni che caratterizzano l'ancora, il segno del martirio di Clemente. Il ritorno delle spoglie di Clemente a Roma dell'XI secolo, e qui l'episodio della messa celebrata a San Clemente con la storia di Sisinio e anche l'affresco che vi avevo mostrato precedentemente. Esistono anche altre tradizioni sull'antica venerazione delle reliquie in Crimea a Kherson e la loro poi successiva traslazione e trasporto a Kiev. Per la prima volta si parla del martirio di Clemente Romano, martire, ma ormai siamo nel 400, quindi molto successivo al tardivo, e quindi con tutta probabilità è vero che Clemente è morto invece di morte naturale, noi non sappiamo. E veniamo alle notizie vere. Ho affrontato le leggende, ora riporto quello che di Clemente è riportato nelle fonti attendibili. La testimonianza più importante su Clemente è quella di Sant'Ireneo. Sant'Ireneo è vescovo di Lione dal 177 al 202. Proprio ieri era la festa di Sant'Ireneo, vescovo e dottore della Chiesa, un grande personaggio. Che cosa dice Ireneo? Ci dà delle notizie importantissime, scarne ma importanti. Clemente aveva visto gli apostoli, si era incontrato con loro, aveva ancora nelle orecchie la loro predicazione e davanti agli occhi la loro tradizione. Quali apostoli può aver visto? Certamente a Roma c'erano di sicuro Pietro e Paolo, che erano morti una ventina di anni prima, e quindi con tutta probabilità, anzi sicuramente questa testimonianza di Ireneo era fondata e con tutta probabilità è verosimile che Clemente abbia effettivamente incontrato Pietro e Paolo, e incontrandoli aveva potuto ascoltare, far tesoro della loro predicazione, dei loro messaggi, della loro teologia, della loro vita. Davanti agli occhi la loro tradizione. Questa parola tradizione occorre spiegarla bene, perché nel linguaggio nostro comune tradizione è come il riferimento di qualche cosa di passato che passa nel presente. In realtà nella teologia e anche qui per i padri lo vedremo che Clemente fa riferimento a questa tradizione. La parola tradizione deriva da un verbo latino che significa, il verbo è tradere, vuol dire consegnare. La tradizione è quello che gli apostoli hanno consegnato ai loro successori, agli altri cristiani, ai discepoli. E la consegna non è semplicemente una cosa da poco. Hanno consegnato le parole di Gesù, hanno consegnato il contenuto delle parole di Gesù, ancora di più, hanno consegnato la vita di Gesù. Vi basti questo per capire la portata. I Vangeli, la parola di Dio, la parola di Gesù, i Vangeli. Ma quando sono stati scritti i Vangeli? Sono stati scritti non da Gesù e neanche subito dopo dai primi cristiani. C'è voluto del tempo. E quindi i Vangeli fanno parte della tradizione, anzi la tradizione è precedente ai Vangeli.
Riesco a spiegarmi? Si capisce? La tradizione precede i Vangeli, anzi i Vangeli si fondano sulla tradizione. Bisognerebbe metterla con la T maiuscola per distinguerla da una parola comune. Quindi sulla vita di Clemente non sappiamo altro, ma sappiamo, l'unica notizia questa, che lui ha avuto rapporti con gli apostoli. Una notizia, l'unica, ma non da poco. Gli scritti, molti scritti vengono attribuiti a Clemente, affidabile, sicura, c'è soltanto una, scritta da lui, soltanto una lettera scritta da lui ai Corinti. Anche lui, come Paolo ha scritto 2 lettere ai Corinti, gli studiosi ci dicono che con tutta probabilità ne ha scritte più di 2, perché sulla seconda lettera ai Corinti fa riferimento ad un'altra lettera che noi non abbiamo. A questa lettera che Clemente scrive era attribuito un carattere quasi canonico. Ecco, questo è interessante spiegare questa cosa qui. Come vi ho detto, i Vangeli hanno impiegato del tempo per raggiungere la forma compiuta, ma tutti i libri, anche qualunque libro scritto da un autore, non è che scrive di getto, dalla prima pagina all'ultima, così corregge, li riprende. Dicono alcuni che hanno impiegato anni, 20 anni, magari lo lasciano lì, dopo lo riprendono. Così si sono formati i Vangeli, così si è formato anche il Nuovo Testamento, perché i Vangeli sono una parte del Nuovo Testamento e le lettere di San Paolo, noi ne conosciamo 13, ne ha scritte altre che non sono giunte a noi. La lettera agli Ebrei, che per secoli e secoli fino al secolo scorso è sempre stata attribuita pacificamente a San Paolo, oggi non viene più attribuita a San Paolo. 3 lettere di San Giovanni, le lettere di Giacomo, le lettere di Giuda, la lettera di Giuda, e però ha impiegato del tempo per decidere ma quali libri, quali lettere, quali testi diventano canonici, cioè la regola per i cristiani di tutti i tempi. La lettera di Clemente era lì. Dicevano, ma se gli scritti per poter entrare nel Nuovo Testamento sono quelli dell'epoca apostolica, teniamo tutti i testi scritti entro il primo secolo. Con la morte dell'ultimo apostolo si conclude la rivelazione, teniamo i testi. Ci sono alcune raccolte di testi del Nuovo Testamento dove la lettera di Clemente è compresa, per dirvi la portata di questo testo, ritenuto dai cristiani di allora, dai dottori della Chiesa di allora, dal magistero di allora, come lettera molto autorevole, tanto da essere equiparata alle lettere di San Paolo. All'inizio della lettera Clemente si scusa, si dispiace per le improvvise avversità che gli hanno impedito di scrivere prima. E quali sono queste improvvise avversità? Sono la persecuzione dell'imperatore Domiziano. Ci sono state varie fasi delle persecuzioni sotto Nerone e quelle sotto Domiziano sono state le più terribili. Domiziano è imperatore, finisce
il suo impero nel 96 d.C. e quindi implicitamente lui, Clemente, ci fornisce anche la data in cui ha scritto questa lettera, appena finito l'impero e le persecuzioni di Domiziano, quindi la data è immediatamente successiva al 96. Il motivo per cui scrive questa lettera è provocato da gravi problemi che attraversano la Chiesa di Corinto. Cosa era successo? Quali sono questi gravi problemi? I presbiteri, i preti, la parola prete è la forma contratta della parola presbitero, e la parola presbitero vuol dire anziano, vecchio. I presbiteri della comunità erano stati deposti da alcuni giovani contestatori. Questo è il motivo per cui Clemente scrive a Corinto. Sant'Ireneo ci conferma questo. Sotto Clemente, essendo sorto un contrasto non piccolo tra i fratelli di Corinto, la Chiesa di Roma inviò ai Corinti una lettera importantissima per riconciliarli nella pace, rinnovare la loro fede e annunciare la tradizione che da poco tempo essa, Chiesa di Roma, aveva ricevuto dagli Apostoli. Prima considerazione, da queste scarne, poche notizie, ma comunque importanti. Questa lettera, dunque, costituisce un primo esercizio del primato romano dopo la morte di San Pietro, e cioè scoppiano dei dissidi nella Chiesa di Corinto. Che cosa c'entra il vescovo di Roma? Si potrebbe dire, ma a te, vescovo di Roma, che cosa interessa le vicende della Chiesa di Corinto? E gli interessa e come? È l'esercizio, ecco, in questa lettera che prende semplicemente l'iniziativa di intervenire su quella questione, ci mostra che Roma già nel primo secolo ha a cuore le vicende della Chiesa nelle diverse parti del mondo, e quindi il Papa di allora, Clemente, si preoccupa e interviene. Seconda considerazione. Questa lettera riprende alcuni temi cari a San Paolo, che aveva già scritto, come vi ho accennato, già delle lettere ai Corinti, e su una questione in modo particolare che è sempre attuale. Quale? Il rapporto, in che rapporto sta l'iniziativa di Dio e l'iniziativa dell'uomo, cioè l'impegno morale, la grazia, ecco il grande contenuto delle lettere di Paolo. In che rapporto sta la grazia e le opere? E c'è sempre, noi negli ultimi secoli, forse anche di più, c'è la sottolineatura, sì, però dobbiamo meritarcela, dobbiamo meritarci quello che Dio, quello che Cristo fa per noi, quello che il Padre. Sì, è vero, l'iniziativa di Dio, però la risposta all'iniziativa dell'uomo pare, certo che è necessaria, ma a volte pare che abbia la precedenza, e invece la precedenza è sull'iniziativa di Dio. Io mi ricordo tanti anni fa che c'era una persona cara che diceva che era come una partita a ping pong. Lui parlava del ping pong, dopo io l'ho adattata con la partita a scacchi, ma insomma la partita a ping pong è come se la prima battuta ce l'ha sempre Dio. Certo che la partita, se dall'altra parte non si risponde, la partita finisce subito,
io l'ho adattata in qualche modo alla partita di scacchi, dicendo che Dio ha sempre il bianco. Chi conosce gli scacchi sa che la prima mossa è sempre di chi ha i bianchi. Ecco, l'iniziativa c'è sempre uno si converte, cambia vita. Pensate anche a Zaccheo, quante parole, quante prediche gli avranno fatto per costringerlo o per invitarlo a cambiare vita. Gesù prende l'iniziativa e va a casa sua, cosa che lui non ci sarebbe, Zaccheo, mai immaginato, e questa iniziativa gratuita, ecco la questione, è gratis. L'iniziativa di Dio è sempre gratis, non perché si muove, perché aspetta la risposta. No. Se la risposta viene, ok, ma se non viene, lui l'iniziativa la prende comunque. La risposta, se non c'è, è peggio per chi non risponde. Allora il Signore ci previene, ci dona il perdono, ci dona il suo amore, la grazia di essere cristiani, suoi fratelli e sorelle. È un annuncio che riempie di gioia la nostra vita e dà sicurezza al nostro agire. È la bontà del Signore, è sempre più grande di tutti i nostri peccati e incoerenze. Non ci misura a partire dalle nostre incoerenze e peccati, perché se fosse così, amici miei, io starei fresco, ma credo anche ognuno di noi. Cosa dici, Luigi? Sì, credo di sì. Poi certamente occorre che ci impegniamo in maniera conseguente con il dono ricevuto e rispondiamo all'annuncio della salvezza con un cammino generoso e coraggioso di conversione. Ma è una conseguenza, come quando a volte non sono capace di perdonare, non sono capace di amare. Ma chi è che può perdonare? Soltanto chi ha fatto l'esperienza dell'essere perdonato. E come si può amare? Soltanto avendo fatto l'esperienza di essere stati amati. Amare è sempre la risposta ad un'esperienza di un amore, è un amore ricevuto, è un perdono ricevuto, è una grazia ricevuta, è un abbraccio ricevuto che ci rende almeno un po' abili a voler bene, ad abbracciare, a perdonare, eccetera, eccetera, eccetera. La novità della lettera rispetto, per esempio, alle lettere paoline, alla parte dottrinale a cui segue la parte pratica, lui aggiunge una grande preghiera che conclude la lettera. Fatalità, proprio 3 giorni fa, nel breviario, cioè nell'ufficio delle letture, in una lettura che leggiamo noi preti e chi recita il breviario, c'era proprio una parte molto lunga di questa preghiera finale della lettera ai Corinzi di Clemente Romano. E veniamo finalmente al contenuto di questa lettera, perché il suo intervento, la questione, il grave problema che si era manifestato nella Chiesa di Corinto, presta il fianco, dà l'occasione a Clemente di chiarire, di parlare della identità della Chiesa, cioè che cos'è, com'è fatta, come funziona la Chiesa, la comunità cristiana, e la sua missione, e cioè lo scopo della Chiesa, della comunità cristiana. Ci sono stati degli abusi e lui dice certamente si è affievolita la carità e le altre virtù cristiane, perciò richiama i fedeli all'umiltà, all'amore fraterno, virtù costitutive della Chiesa, ma
Ecco la radice. Qual è il motivo? Perché siamo una porzione santa. Compiamo dunque tutto quello che la santità esige. È il Signore stesso che ha stabilito, è Lui che ci ha chiamati, è Lui che ci ha messi assieme, è Lui che ci ha resi partecipi della sua vita, è Lui che ha messo me accanto a te, te accanto ad un altro, è Lui che ci ha convocati, è Lui che ha preso l'iniziativa ed è Lui che ha deciso e decide chi vuole che compiano i servizi liturgici, affinché ogni cosa sia fatta santamente, con il suo beneplacito e riesca bene accetta la sua volontà. Al sommo sacerdote sono state affidate le funzioni liturgiche a lui proprie, attenti, le funzioni liturgiche a lui proprie e al sacerdote, ma poi dirà subito dopo, ve lo anticipo, ma ai fedeli sono date le funzioni liturgiche loro proprie. Ai sacerdoti è stato preordinato il posto loro proprio. L'uomo laico è legato agli ordinamenti laici. Per la prima volta nella letteratura cristiana compare questa parola laico, laikos dal greco, che significa membro del laos, cioè del popolo di Dio, membro del popolo di Dio. Ecco, laico vuol dire membro del popolo di Dio. In questo modo Clemente ci svela la sua idea di Chiesa e queste tre caratteristiche, tre passaggi. Primo, radunata dall'unico spirito di grazia effuso su di noi. Lui richiama il fatto che siamo stati messi assieme, radunati, convocati e abbiamo lo stesso spirito che spira nelle diverse membra del corpo di Cristo. Siamo membra dell'unico corpo di Cristo, nel quale tutti, uniti senza alcuna separazione, membra gli uni degli altri. Qui riprende alla grande il concetto paolino di corpo di Cristo, ma io lo sottolineo, lo rilancio, perché ecco che qui si capisce quanto dicevo all'inizio, l'introduzione, e cioè che l'iniziativa di Dio viene sempre prima della risposta nostra. Cosa intendo dire? Intendo dire che a volte lo si sente anche nei canti, ahimè, in tanti canti che cantiamo nella nostra liturgia, a volte anche in alcune preghiere dei fedeli, molto spesso ritorna nel foglietto quello stampato delle preghiere dei fedeli, e cioè saremo uniti quando ci vorremo bene, saremo uniti e saremo testimoni, saremo una testimonianza credibile quando non ci saranno le discordie tra noi, quando regnerà la pace, quando andremo d'accordo. È sempre qualcosa di futuro e di lontano. In realtà questa impostazione, che ha un aspetto di verità, ma nasconde un aspetto di verità più grande, e cioè che la comunione, che l'unità non ci aspetta come un traguardo, una meta da raggiungere, ma è il punto di partenza. Cioè, se io incomincio se sono cosciente che il Padre Eterno ci ha messi assieme, è vero che siamo diversi, avremo diversità di caratteri, temperamenti, ci saranno anche delle ruvidità tra noi, ma
sapere che il Padre Eterno mi ha fatto incontrare te, ci ha fatto incontrare, ma tutto questo le differenze, le difficoltà sono secondarie, si può ripartire, si può ricominciare, c'è una unità che viene prima, c'è una comunione che viene prima, c'è un essere stati messi assieme che viene prima, il fatto di essere già il corpo di Cristo, non come una meta da raggiungere, ma come il punto di partenza, costringe a educare, a cambiare lo sguardo con cui ci guardiamo, il modo con cui ci trattiamo, il modo con cui soprattutto ci consideriamo gli uni gli altri. Noi diamo più peso all'iniziativa di Dio o diamo più peso all'iniziativa nostra? Sta tutto qui. Certo che l'iniziativa nostra può complicare o favorire le cose. Certamente, ma occorre dare credibilità al fatto che la grazia di Dio continua a lavorare. E quindi la distinzione tra laico e gerarchia non significa contrapposizione, ma semplicemente che si fanno cose diverse per l'unico corpo, così come un corpo è, cioè il dito, se si lamentasse di essere dito e non un ginocchio, nel momento in cui uno si taglia un dito si vede che gli manca. È vero che la contrapposizione a volte è anche originata dal fatto che qualcuno magari che ha la responsabilità della gerarchia, che le guide a volte hanno dei modi di operare che non aiutano a considerarsi tutti nello stesso corpo, nello stesso popolo, no? Però dobbiamo da questo punto di vista qui aiutarci sempre di più gli uni e gli altri. Qui ho voluto mettere come immagine un abbraccio di un prete che fatalità conosco, tra un prete e un laico, un abbraccio così vero, profondo, sincero, non contrapposizione, non antagonismo, ma connessione organica di un corpo, di un organismo con le diverse funzioni. La Chiesa non è luogo di confusione o di anarchia. Ciascuno in questo organismo è bella la parola, organismo, cioè che è organizzato, che è tutto organico, con una struttura articolata, esercita il suo ministero, ciascuno esercita il suo ministero secondo la chiamata ricevuta, la vocazione ricevuta. Ognuno di noi ha la sua vocazione, ma anche in riferimento alla comunità cristiana, al corpo. Riguardo ai capi della comunità, Clemente riporta la dottrina della successione apostolica, cioè il Padre ha inviato Gesù Cristo, il quale a sua volta ha mandato gli apostoli, essi poi hanno mandato i primi capi delle comunità e hanno stabilito che ad essi succedessero altri uomini degni. Tutto dunque procede ordinatamente dalla volontà di Dio. E qui ci spiega anche perché il sacramento dell'ordine, quindi dei sacerdoti, il sacerdozio ministeriale, si chiama ordine, perché è funzionale all'ordine, all'organicità del corpo. Quindi non, se qualcuno di coloro che hanno il sacramento dell'ordine pensano di vivere questo come una sorta di potere a discapito di altri, ha capito e capisce male il compito, il ruolo.
Con queste parole San Clemente sottolinea che la Chiesa ha una struttura sacramentale e non una struttura politica. Torno un attimo indietro perché vedete che nella descrizione fatta, cioè la successione apostolica, noi nel credo recitiamo: credo la Chiesa una, unita, santa per la presenza di Cristo, apostolica. Apostolica vuol dire che c'è una successione che viene, ebbene sì, amici carissimi, dall'alto. Il Padre manda il Figlio, Gesù Cristo, gli Apostoli hanno fatto una votazione democratica per presentarsi a Gesù e dire: scegli me, scegli me, scegli me. Ha scelto Lui. Con quale criterio? Lo sa Lui. E gli Apostoli poi hanno scelto i loro successori sulla base di che cosa? Per una sintonia, per un accento, riconoscendo un accento, e hanno consegnato, ecco, la tradizione che vi dicevo prima, riconoscendo nei loro successori una simbiosi, una sintonia, una vicinanza. La dinamica viene, ecco, non parte dal basso, non è dentro una logica, noi chiameremo oggi democratica, ma con questo non voglio dire che allora è tirannica. Una struttura sacramentale e non politica. Cosa vuol dire sacramentale? L'agire di Dio, è l'agire di Dio, ecco sacramentale, è l'iniziativa sua, è Dio che ci viene incontro nella liturgia, precede le nostre decisioni, le nostre idee. La Chiesa è soprattutto dono di Dio e non creatura nostra, anche se l'iniziativa nostra c'entra e come. E perciò questa struttura sacramentale non garantisce solo l'ordine, ma anche la precedenza del dono di Dio, del quale abbiamo tutti bisogno. E la grande preghiera finale. Al termine, Clemente loda e ringrazia Dio per la sua meravigliosa provvidenza d'amore che ha creato il mondo e continua a salvarlo e a santificarlo. Particolare rilievo e curiosità anche per noi l'invocazione per i governanti. Dopo i testi del Nuovo Testamento è la più antica preghiera per le istituzioni politiche. Pensate che lui l'ha pagata sulla sua carne la persecuzione di Domiziano, e la Chiesa di Roma è stata provata durissimamente dalla persecuzione di Domiziano. All'indomani della persecuzione, i cristiani, ben sapendo che sarebbero continuate le persecuzioni, ed effettivamente sarà così, proprio oggi, subito prima di venire qui, leggevo che il 2025 si è concluso con il martirio di 4.400 erotti cristiani. Quanti altri non documentati? Quindi le persecuzioni non sono soltanto di quell'epoca lì, ma continuano, ahimè, nel silenzio di tanta comunicazione. All'indomani della persecuzione, i cristiani, ben sapendo che sarebbero continuate le persecuzioni, non cessano di pregare per quelle stesse autorità che li avevano condannati ingiustamente. Com'è possibile? Com'è possibile? Si è ingenui, si è tonti. Il motivo è cristologico, e cioè bisogna pregare per i persecutori come fece Gesù sulla croce.
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma questa preghiera contiene anche un insegnamento generale che guida lungo i secoli l'atteggiamento dei cristiani dinanzi alla politica e allo Stato. Primo, Clemente, pregando per le autorità, riconosce la legittimità delle istituzioni politiche nell'ordine stabilito da Dio. Secondo, nello stesso tempo, manifesta la preoccupazione che le autorità siano docili a Dio, esercitino il potere con pietà e mansuetudine. E poi che esiste un'altra sovranità più grande, la sovranità della verità, che vanta anche nei confronti dello Stato il diritto di essere ascoltata. Così la lettera di Clemente affronta numerosi temi di perenne attualità. Rappresenta fin dal I secolo, come ho detto all'inizio, la sollecitudine della Chiesa di Roma che presiede nella carità a tutte le altre chiese. E ora, ecco, alla fine anche Papa Benedetto invitava a far propria la grande preghiera, recitando insieme, ecco, questa parte finale, prima di concludere e di dare magari anche la possibilità, prima di salutarci, se c'è qualche osservazione, qualche domanda. Allora recitiamo insieme. Sì, o Signore, fa risplendere su di noi il tuo volto nel bene della pace. Proteggici con la tua mano potente. Noi ti rendiamo grazie attraverso il sommo sacerdote e guida delle anime nostre, Gesù Cristo, per mezzo del quale a te la gloria e la lode, adesso e di generazione in generazione e nei secoli dei secoli. Amen. Non voglio chiudere, impedire, magari diamo spazio proprio un minuto se c'è qualche osservazione, qualche questione, qualche approfondimento, se magari ho dimenticato o lasciato in sospeso qualcosa. Però la tradizione ci dice che Giovanni è vissuto nell'isola di Patmos ed è morto a Efeso. Clemente è stato, secondo la leggenda, mandato in Crimea, ma non in Asia Minore, quindi mi pare piuttosto improbabile che abbia incrociato San Giovanni. Come venivano nominati? Questa è una storia interessantissima. I papi sono stati eletti. Scusate un attimo, ho scritto un articolo su Qui San Martino, su sta roba qua. Andate a recuperare, su 2 o 3 numeri fa di Qui San Martino ho fatto un articolo, anzi diviso in 2 puntate su questo argomento. Al tempo, all'inizio, noi non sappiamo, ma con tutta probabilità non sappiamo come veniva eletto il vescovo, nella fattispecie il vescovo di Roma, ma sappiamo come venivano eletti i vescovi di molte altre diocesi e quindi con tutta probabilità anche a Roma funzionava allo stesso modo, e cioè era il clero, i presbiteri, che si radunavano e insieme col popolo, era il popolo con i presbiteri che eleggevano, che sceglievano il vescovo. E quindi il popolo romano, certo, tutto il popolo, una parte del popolo, insieme con una parte del clero. E questa modalità rimarrà per un po' di tempo, per diversi secoli.
La tua domanda voleva dire perché il Papa... Allora, Pietro è il ruolo di Pietro. Pietro già nel Vangelo ha un ruolo preminente, è il primo, e viene proprio detto nell'elenco il primo. E negli Atti degli Apostoli lui parla sempre a nome a nome degli Apostoli e a nome della comunità. La Chiesa di Roma acquisisce un ruolo molto particolare da subito per 3 motivi. Il primo, perché viene educata, evangelizzata da Pietro, che resta a Roma, non sappiamo per quanto tempo, ma certamente più di 10 anni. Non solo, a Roma c'è anche Paolo, questo è documentato dalla presenza delle loro tombe, questo è il fatto dogmatico, è questo qui, la presenza delle tombe degli apostoli a Roma. E il terzo motivo è che la comunità di anzi 4 motivi. Il terzo motivo è che Gerusalemme scompare, cessa di avere un ruolo importante per la comunità cristiana praticamente da subito, perché per le persecuzioni degli ebrei e poi per le iniziative dei romani, la comunità cristiana a Gerusalemme cessa di avere un ruolo, una consistenza praticamente da subito. Già gli apostoli si disperdono dappertutto e Gerusalemme cessa di essere importante, e anche la presenza cristiana resta lì il titolo e basta. Il quarto motivo, forse fra tutti i motivi, è il meno detto, ma è il più forse importante dal punto di vista storico. C'erano altre sedi patriarcali dei vescovi importanti nell'antichità. Erano 5 le città e le sedi importanti: Gerusalemme, Roma, Alessandria d'Egitto, Costantinopoli e Antiochia. Queste erano le 5 sedi. Alessandria, allora, Gerusalemme fuori gioco perché ve l'ho appena detto. Alessandria, Antiochia e Costantinopoli, che viene un po' dopo, litigavano costantemente tra loro e litigavano per questioni legate alla successione apostolica, a questioni teologiche, a questioni disciplinari, e siccome usavano dei toni tra loro durissimi, non se le mandavano a dire, tutte le volte che non riuscivano a mettersi d'accordo e a chiarire, dicevano: Pietro, chiedevano a Roma, su queste cose qui di tu la tua, e le questioni, quando interveniva Roma, si chiarivano. Quindi da subito, da parte di tutto il mondo, Roma e Pietro e Roma acquisiscono un ruolo importante. Perché? Perché tutte le altre chiese lo chiedono in nome di che cosa? Della fede, della retta fede che la comunità cristiana di Roma aveva ereditato per la presenza privilegiata di Paolo e Pietro e dei successori scelti, certo dal popolo di Roma, ma insomma in qualche modo dall'imprinting, dallo stampo, dal DNA che la comunità aveva grazie all'opera evangelizzatrice di Pietro e Paolo. Buonanotte.